Chi avrebbe dovuto parlare non lo ha fatto, chi non era tenuto a farlo ha deciso di rendere dichiarazioni spontanee. Protagonisti Rosario Di Dio, boss mafioso, che collegato in videoconferenza non ha aperto bocca, e Raffaele Lombardo, governatore della Sicilia, che invece la bocca l'ha aperta e come per difendersi dalle accuse che coinvolgono anche il fratello Angelo, parlamentare nazionale dell'MPA, di reato elettorale. L'udienza si è svolta questa mattina a Catania davanti al tribunale in composizione monocratica. Di Dio, ritenuto esponente di spicco di Cosa Nostra nelle zone di Palagonia e Ramacca, entra nel procedimento per delle intercettazioni ambientali nell'ufficio dell'area di servizio che gestisce sulla Catania-Gela. Non è stato difficile smontare tutto quello che si legge da mesi, tutte sciocchezze, ha spiegato il presidente della regione. Non c'è alcun impegno per la candidatura di un tal Sinatra che proveniva da altri, come credo che sarà stato accertato nell'attività di indagine, non c'è dubbio. Ed ancora, ha aggiunto Lombardo, nessun patrocinio della ditta Safab, che aveva ben altri patroni in Sicilia. Noi il sistema dei termovalorizzatori lo abbiamo smontato, in quanto Maurizio Di Gati, il governatore della Sicilia, ha precisato, il pentito racalmutese sosteneva altri partiti e altri candidati nel 2006. Né lo giudice dell'UDC è stato vicino a me, chi faceva riferimento a me, ha sottolineato Lombardo, si chiama onorevole Roberto Di Mauro. Un altro punto sul quale si è soffermato il governatore è stato quello degli appalti dei rifiuti. La regione ha ribadito fa i piani ed è tenuta a destinare le risorse ai variato. E sono poi gli ATO ad avere la competenza nella gestione degli appalti. I nostri atti e il nostro comportamento sono stati ispirati alla massima trasparenza, ha assicurato Lombardo, che ha confermato di aver incontrato Di Dio nell'area di servizio per fare rifornimento di carburante, e all'udienza di oggi ha deposto il colonnello dei Rossi Lucio Arcidiacono, che ha ricostruito l'avvio dell'inchiesta antimafia Iblis e i suoi sviluppi.